Tra piogge e temporali, quello che offrirà la primavera in questi giorni alla nostra isola non è certo un caloroso benvenuto. Tutto grazie a un ciclone tunisino che risalirà il canale di Sicilia e che sta attualmente provocando temporali sulle isole di Malta, Pantelleria, Lampedusa e Linosa. A dargli manforte saranno inoltre venti freschi umidi provenienti dal Mar Ionio che abbasseranno ulteriormente la temperatura. Domani, lungo tutta la Sicilia, le massime infatti difficilmente andranno oltre i 17 gradi. La depressione dall'Africa settentrionale nella notte e nella mattinata di oggi ha raggiunto la parte sudorientale dell'isola per poi spostarsi lungo la Sicilia centro-orientale e la bassa Calabria. Nel pomeriggio i fenomeni meteorologici continuano sulla Sicilia ionica e sulla medio-bassa Calabria per poi esaurirsi in serata. Intanto le zone maggiormente interessate dal maltempo, il Ragusano, il Catanese, soprattutto a ridosso dell'Etna, e l'Aspromonte calabrese. Il maltempo si concentrerà nella parte più orientale della Sicilia, dunque. Per quanto riguarda l'Agrigentino, oggi la temperatura si aggira sui 18 gradi, con nubi sparse un po' su tutta la provincia. Per domani la situazione peggiorerà leggermente, con massime che non supereranno i 16 gradi e con lievi precipitazioni previste nel primo pomeriggio.